Questo accordo ha avuto un lungo iter e nasce anche dalla convinzione del presidente Fedriga, al quale più di un anno fa illustrammo la situazione dei lavori ad Aquileia. La soprintendenza regionale ai beni artistici, archeologici e paesaggistici aveva in dotazione un cospicuo fondo di svariati milioni di euro per incentivare, implementare la campagna di scavi ad Aquileia. Tuttavia si trovava nelle stesse condizioni nelle quali purtroppo si trovano molti comuni della nostra regione e di tutta Italia, e cioè non avendo sostituito col turnover adeguato il personale amministrativo, non aveva più amministrativi che potessero espletare le procedure di pubblica evidenza e ci ha chiesto aiuto. Il direttore centrale Cultura e Sport della Regione, Antonella Manca, si è messa al lavoro. Adesso abbiamo creato finalmente questo ufficio unico per Aquileia che partirà subito, partirà immediatamente perché siamo in ritardo, se no la soprintendenza perde quei soldi. Quindi attraverso questo passaggio nel concreto i primissimi progetti che saranno concretizzati, quali saranno? Ci sono dei lavori di scavo che verranno immediatamente messi in pista, si inizieranno le procedure, anche lì ci vorrà un po' di tempo, però perlomeno iniziando le procedure si blocca la revoca da parte del Ministero di svariati milioni di euro. I primissimi che vanno utilizzati sono 2 milioni e mezzo, 3, ma ce ne sono all'incirca 8. Quindi, che potrebbero arrivare a 15 se ci mettiamo gli altri in addirittura d'arrivo.